Amici della Pallina Vulcanizzata, gara numero 7 di questa finale nazionale categoria Under 23. Debuttano i Pumas, l'altra formazione di Viareggio, contro Giovinazzo. Gioca la sua seconda partita oggi. Andiamo a vedere le formazioni in campo grazie alla grafica di Filippo Zattera. Cominciamo dagli ospiti: Giovinazzo con il 71 Ottavio D'Angelico, il 6 Nicola Cannato, il 9 Luigi Turturro, il 70 Luca Onofrio Mezzina, il 66 Paolo Colamaria, l'8 Walter D'Avanzo, il 3 Michele Ferrara, il 74 Francesco Monticelli, il 36 Alessandra Matulli, l'1 e l'altro portiere Simone Pigato, allena Dino Camporeale. Pumas Viareggio, il 79 Elia Cardella, il 74 Giovanni Pesavento, l'1 Matteo D'Avanzo, il 7 Matteo Mere Marchetti, Thomas Mecchini che è il portiere con il 22, l'altro portiere Gabriel Daltorione con il 16, Simone Bigatti col 19, l'87 Francesco La Formica Atomica Carrieri, il 35 Oscar Mora, il 99 Giuseppe Olivieri, allenatore Mirko Bertolucci. Tutto pronto, pallina al centro, andiamo a vedere come partono le due formazioni, intanto con Fausto Pozzan che mi sostituirà qui nel commento. Ben ritrovati e ben ritronato anche, sì. Ci stava ritronato. Ci sta il fatto che comunque Breganza è riuscito a portare a casa 3-2, non facile contro questo Seregno, Fausto. Sì, l'aveva già dimostrato questa mattina battendo Castiglione, che è un osso duro Seregno, e lo ha dimostrato. Andiamo un po' a vedere come partono le due formazioni. Intanto c'è Cannato che può andare uno contro uno con Mecchini. A dire di no, Super Mecchini. Pumas Viareggio che proprio su questa pista ha vinto la finale ai rigori Under 19, portando a casa lo scudetto un paio d'anni fa. Tanto c'è Paolo Colamaria. Vediamo come sono partite le due formazioni: Colamaria, Monticelli, Cannato e Mezzina, con Ottavio D'Angelico tra i pali per il Giovinazzo. Dall'altra parte con l'87 Carrieri, il 7 Mere Marchetti, e qua lo dico, sono davvero contento di poterlo ricommentare in diretta dopo quello che ha passato. Torna in pista più determinato di prima Mere Marchetti, con Francesco Carrieri, eccolo qua, papà Luis in tribuna, assolutamente sempre presente. Il 19 Simone Bigatti, e poi invece siamo già due fagli di squadra commessi da Giovinazzo. Il 35 Oscar Mora, evidentemente a chiudere Thomas Mecchini, il portierone in porta, la vera muraglia nonché nazionale Under 23 evidentemente. Mora la finta su Colamaria, può caricare la porta, la mette subito Mora, la carica subito, la finta su Colamaria e poi rasoiata bassissima che rimane un po' sul primo palo, e c'è subito Pumas avanti 1-0. Sì, sfortunato D'Angelico nella circostanza. Può ripartire adesso Giovinazzo con Paolo Colamaria. Ancora Cannato in velocità, Nicola Cannato va retroporta. Stasera il Giovinazzo in tenuta nero-verde, mentre in completa tenuta bianca con inserti verdi e rossi il Pumas Viareggio. In tribuna prima abbiamo visto anche Alessandro Bertolucci. Tanto Mezzina prova a recuperarla verso Mecchini che la controlla e fa ripartire i suoi. Possesso prolungato dei Pumas, che vuole provare a capitalizzare in questo frangente della partita il vantaggio. Tanto Scarmora a gestire verso Marchetti, capitano di questo Pumas, la bandiera da sempre
assieme a Thomas McKinney, direi i due, e naturalmente alla formica atomica qui. Sì. Oscar Mora, autore della prima rete. Tiro raso terra controllato dal bastone di D'Angelico, riparte per i suoi Paolo Collamaria. Il retropassaggio per Cannato, Monticelli, ancora Cannato, siamo a metà pista. All'indietro per Mezzina. Cardella e Pesavento in panchina per Pumas, non gli schiera subito Mirko Bertolucci. Pesavento, che è Giovanni Pesavento, il fratello di Michele, sì, che abbiamo visto prima impegnato sì, col con il Monza. Monza. Il risultato un po' a sorpresa, no? La vittoria di Viareggio su Monza. Quelle sono faccende di girone A, questo è girone B invece. È la terza partita di questo girone. Ha già giocato Giovinazzo, che ha vinto contro Sarzana. È il debutto invece, no, è la seconda gara per il Pumas o è il debutto? Prima gara per il debutto Pumas, in che questo campionato per il debutta mostro. qui. Pumas vice campione d'Italia Under 23, lo ricordiamo. Ricordi piacevoli per me ovviamente. Che però ricordi comunque. E non si può vivere di ricordi e bisogna concentrarsi sull'attualità, assolutamente. Il direttore di gara è Damiano Chiminazzo Di Marostica. Rosà. Rosà. Marosta. Ora so. Vabbè, Sì, sì. Lavora a Marostica, quello sono sicuro. Stecca alta di Paolo Collamaria. Sì, di Marostica credo sia Paolo Moresco, non Chiminazzo. Sul punto di battuta l'autore del gol Mora, vicino a sé Marchetti. Siamo a metà pista. Monticelli e Collamaria in barriera. Giovinazzo un po' colpito a freddo dal gol di Mora, realizzato dopo nemmeno un minuto e mezzo di gioco. Dietro porta ora sta rallentando i ritmi Pumas, memore del fatto che questo campionato non si gioca in una partita sola, ma sono almeno 6, quando non 7 addirittura. Pumas lo scorso anno ne giocò 7 in effetti per arrivare alla finale. E lo stesso Giovinazzo, che giocò per il terzo posto in quel di Braganze giusto un anno fa. Calendario delle partite che vede Pumas come gara numero 7. A seguire un'altra gara di questo girone, giusto Domenico? Tra Correggio e Sarzana, poi avremo la cerimonia di apertura ufficiale. Tuo onere. Toccherà anche fare quello. Però un po' alla volta ci avviciniamo verso è il primo giorno di scuola. È il primo giorno di scuola questo. Abbiamo visto delle partite sicuramente apprezzabili. Dal punto di vista tecnico, agonistico sicuramente, quella che ci ha preceduto penso sia stata apprezzata dal punto di vista agonistico, perché le squadre se le sono date di santa ragione per tutti i 40 minuti. C'è stato abbastanza scontro, perché chiaramente bisogna mettere un'altra conclusione sul fisico. Buona l'idea per Carrieri. Il tiro di Bigatti. Collamaria si mette in proprio e cede in confidenza dal punto di vista tecnico, comunque va a battagliare contro Bigatti. Adesso per Capitan Marchetti, passaggio impreciso ma rimedia il compagno di squadra Mora. Nessun cambio sin qui, entrambi i tecnici. Siamo trascorsi 6 minuti dall'inizio della partita. Lo ricordiamo, gara 1 per i Pumas di Viareggio, gara 2 per Giovinazzo, che ha già 3 punti in classifica. Ha superato il suo impegno imponendosi sul Correggio. Monticelli, siamo a metà pista. Fallo tecnico. Concesso in favore del Pumas.
pronti a ripartire. Possesso per Bigatti. Carrieri, Capitan Marchetti, ancora Pumas in possesso. Mora, il tiro da lontano, trova il pattino del numero 6 dell'FP Giovinazzo, Cannato, divisa che comunque ricorda il verde del colore sociale, ma poi il resto è nero, ricorderebbe forse più il Venezia che... E attenzione qui, un passaggio impreciso di Monticelli che cercava di premiare l'inserimento di Cannato. Si riparte a metà pista con il giocatore dotato di maggior tecnica individuale, vale a dire Paolo Collamaria nelle file pugliesi, però a proposito Carrieri, la conclusione, poi il gol bellissimo di Carrieri sulla palla vagante, un tap-in. Gliela tocca piano al volo, la formica atomica, raddoppia il Pumas. E soprattutto di giustezza, sembrava una volea alta di Yannick Sinner qui. Sì, di cui non conosciamo. Beh, non gioca oggi la semifinale, la giocano domani, entra intanto dentro Bigatti, sì, anzi fuori Bigatti, dentro Cardella. sì, come si comincia a fare entrare i calibri importanti, no? Il numero 79 Elia, non c'è Mattia però nelle figlie del Pumas. Per ora un padrone della partita è il Pumas Viareggio, che sta disponendo abbastanza come vuole di Giovinazzo, che secondo me deve alzare un po' le cadenze difensive. Ha accettato il possesso lungo della formazione viareggina, la squadra pugliese. Avevo chiesto Sì, qui sta allenata da Dino Camporeale e sta pagando Dazio, vedremo se troverà una reazione, perché i giocatori per poter ribaltarla ce li ha ovviamente Giovinazzo, vedremo. Avevo chiesto alla regia se poteva avere una Bertolucci Cam in panchina, perché Mirko è assolutamente spettacolare, fa spettacolo da solo, Sicuramente con la sua formazione soprattutto nei time out. Intanto Paolo Collamaria che ci prova. è un giocatore, scusate, non ho detto a caso giocatore, perché proprio vive come quando giocava con intensità le partite, assolutamente. Ancora Turturro, prova a caricare il tiro, c'è Marchetti a far buona guardia lì. Mezzina gli contende il possesso l'autore del primo gol, Mora. 1 contro 1 di Collamaria, il tiro nel traffico, magari a provare a impensierire Mechini che non aveva visto nulla, ma la conclusione si è rivelata imprecisa. E allora ancora Pumas a tessere la propria trama, fatta di una rete di passaggi con 2 giocatori stabili dietro per non correre il rischio di subire contropiede, e poi davanti la fantasia del giocatore di turno, è affrontato anche Elia Cardella, che riceve in questo momento a scambiare con l'autore della seconda rete, molto bella. Francesco Carrieri. Marchetti, stop e tiro, trova i pattini di Mezzina, i ritmi non particolarmente alti, ne avrebbe bisogno Giovinazzo per provare a rientrare in partita, ma sin qui è stato un monologo Pumas. Qui la conclusione, la palla che rimbalzava e stava per essere preda del numero 87 dei Pumas, tutti in maglia bianca oggi. Qui c'è il tiro di Collamaria che non inquadra la porta, poteva essere insidioso per Mechini. Ancora a contendersi il possesso le 2 formazioni, alla meglio Pumas con Cardella che trova Mora, all'indietro per Marchetti, pronti i cambi, Pesavento e il numero 99 Olivieri. Pesavento non è ancora entrato, Giovanni Pesavento, il fratello di Michele che gioca nel Monza, ma che è stato nei Pumas fino alla scorsa stagione. Paolo Collamaria a lottare sulla sponda
alla meglio Marchetti ancora una volta. Mora alla conclusione, cercano sempre il tiro da lontano, magari con la deviazione sarà Olivieri più vicino. Con la Maria la finta di tiro all'indietro per Monticelli, Turturro vicino, Monticelli si mette in proprio, va al tiro, Mecchini risponde presente e allora Olivieri a manovrare per Mora. Ecco le rotazioni di Mirko Bertolucci, fa entrare Giovanni Pesavento che riceve la sua prima pallina della sua fatica, della sua partita. Cardella, Elia Cardella gioca di prima intenzione subito per Capitan Marchetti, si trovano i giocatori di Mirko Bertolucci. Giovinazzo li lascia giocare a metà campo e quindi in possesso stabilmente sulle stecche dei giocatori in maglia bianca. Giovanni Pesavento, Elia Cardella, se ne va Giovanni Pesavento, lo stop, il tiro. D'Angelico stava per combinare un pasticcio perché ha parato il tiro ma la palla gli stava finendo alle spalle, ha rimediato il portiere pugliese e allora Monticelli, anzi Turturro, Monticelli, Mezzina e con la Maria, questi i 4 di movimento di Giovinazzo. Via Cardella, Giovanni Pesavento, Olivieri, Giuseppe Olivieri. Siamo a 8 minuti e 22 dal termine della prima frazione di gioco, ritmo non particolarmente alto. Predominio nel possesso palla dei Pumas, qui un'ottima intesa. Cardella, Pesavento, sulla palla vagante che era entrata in area, il più lesto è Monticelli, che quindi va a proporre una nuova situazione tattica per i propri compagni che sono sotto 2-0 come lui del resto. Si muovono a cercare di proporre una soluzione di tiro. Questa è quella tentata da Cola Maria, risponde presente Mecchini. Sarà possesso Giovinazzo quando si riattacca. Intanto time out chiesto da Mirko Bertolucci. 7:47 ancora da giocare, 2-0 Pumas. Fausto, direi che per ora la situazione dopo i 2 gol Pumas adesso è abbastanza in gestione di questa cosa, quindi certamente sta gestendo, perché ripeto ci sono anche da valutare e gestire poi la durata delle tempistiche. Assolutamente, e i giorni sono 4, è necessario, assolutamente. La sirena che richiama tutti in pista. E dunque si riparte sul 2-0 Pumas con 7:47 da giocare. Turturro con la Maria. Cosa? Giacca di tutta? Eccoli lì. Ancora Paolo con la Maria, retroporta, vediamo cosa si inventa Paolino. Poi Turturro e Monticelli che prova a metterla lì, il più lesto di tutti è Cardella. Ancora Pumas in avanti con Giuseppe Olivieri. Mera Marchetti, il metronomo della formazione di Mirko Bertolucci. Va a subire fallo Marchetti. Sarà possesso Pumas, situazione falli. 3 commessi da Giovinazzo, nessun fallo di squadra commesso dal Pumas.
Marchetti e Colamaria, che sono stati anche compagni di squadra in nazionale. Europeo Under 19 a Uri in Svizzera. Intanto Olivieri a gestire pallina, il numero 99, bella girata di Colamaria che prova ad andare al tiro. Giovanni Pesavento, Olivieri, Cardella che esce bene dal blocco. Marchetti. Ancora Giovanni Pesavento in possesso, all'indietro per Elia Cardella, da questi Olivieri. Riprende a tessere la sua trama Pumas Viareggio. Ha provato ad alzare un po' la difesa Giovinazzo per cercare di spegnere le fonti di gioco viareggine. Qui c'è un recupero, palla infatti di Mezzina, se ne va. L'intervento in difesa di Pesavento che stoppa l'idea, palla che stava arrivando dalle parti di Paolo Colamaria. Turturro, Giovinazzo che riparte dalla propria tre quarti, Mezzina, Monticelli va a recuperare in angolo proprio Mezzina e ancora Paolo Colamaria. Ancora Colamaria, non è mai uscito, pronto Cannato a fare il suo ingresso in pista per Giovinazzo. (5 minuti e 30 ormai al termine della prima frazione di gioco), avanti Pumas 2-0, diretti di Mora e Carrieri. Pumas che sta pensando al rientro di Bigatti, vedremo a chi darà il cambio. Ancora Olivieri in possesso, esce Capitan Marchetti. Riesce a rifiatare Mere Marchetti in questa situazione intermedia, vuol far rifiatare. Giocano a due Cardella e Olivieri, perdono palla però il potenziale 2 contro 1 di Giovinazzo. A botta sicura, Paolo Colamaria non trova la porta. Si distende ancora Thomas Mecchini. Che è anche portiere della nazionale, non da ieri, ha giocato sia l'Europeo Under 23 che il 19 a Uri. Tanto ancora Colamaria cerca l'alza e schiaccia, palla che rimane lì bassa. Allontana Mecchini ma se ne rimpossessa Turturro. La conclusione, attento Mecchini, riparte la formazione viareggina con il suo numero 19 Bigatti. È rientrato Bigatti, ha dato il cambio a Mere, c'è di nuovo Mora anche in campo. Oscar Mora, autore della prima rete che ha colpito a freddo Giovinazzo. Intanto c'è la luce verde accesa lato Pumas, mentre Mirko Bertolucci vuol vederci chiaro. La conclusione intanto tentata da Bigatti, non trova la porta, buona l'iniziativa del 19. Staffilata di Bigatti. Siamo a metà pista con Paolo Colamaria che tenta di mettersi in proprio, va a puntare Giovanni Pesavento che fa un'ottima guardia, gli impedisce di andare. E allora Turturro per Colamaria, prova ad alzare un po' le cadenze Giovinazzo, è sotto nel punteggio, deve farlo. Qui sulla palla vagante ai limiti dell'area Mezzina, la conclusione Sbilenka non trova assolutamente la porta e allora ancora possesso per Pumas. Pesavento, Olivieri, Bigatti, torna all'indietro, trova ancora Olivieri che supera in 1 contro 1 Monticelli. Quando sta per entrare nell'area rientra il difensore, quindi deve ricominciare all'indietro per Bigatti. Cade Bigatti in uno scontro fortuito con Mezzina, non rileva irregolarità il direttore di gara. Si gioca Pesavento, si mette in proprio Pesavento, la finta di tiro, trova lo spazio, qui ha subito viene assegnato un fallo tecnico.
è andato in contatto con l'avversario Pesavento, che tra l'altro si vede sventolare un cartellino giallo, no, il numero 19. Warning comunque, o ammonizione che dir si voglia, per usare il nostro idioma, Domenico. Sì, Bigatti probabilmente Ha lamentato la decisione arbitrale con Chiminazzo che non accetta proteste. giustamente, ma finora abbiamo visto delle direzioni di gara assolutamente all'altezza di quelle che sono le partite che si sono disputate qui sul parquet del Paralido. E soprattutto abbiamo assistito a delle belle partite. La più bella secondo te, Domenico, sin qui? Ma quella che mi ha maggiormente sorpreso è Viareggio che batte Monza 4-3. Sì, a livello di sorpresa, sì, ma poi chiedevo come qualità di gioco. come qualità, adesso non vorrei sembrare il solito partigiano oppure essere Però tacciato lo faccio io per te, ottima prestazione di Valdagno. assieme a Anche se il Sarzano mi è dispiaciuto. No, un gran bel Sarzana, questo attenzione perché E Seregno, me e poi un è Seregno stata- che sta dando tutto, che sta spendendo ogni goccia di energia a livello di impegno, allora sicuramente concordo, Seregno si è veramente impegnato al massimo. e anche Viareggio comunque che è stata attrice della sorpresa di giornata, se vogliamo, no? Perché dopo aver perso la prima con Breganze è andata a vincere contro il forse più accreditato Monza, forse però, perché le partite bisogna giocarle. Sì, è un Monza che tra l'altro allora bisogna tenere presente due cose: a Seregno manca un personaggio come Fiazza, Assolutamente. che io in questo momento saluto e sostengo fortemente, torna presto, non tanto per la simpatia o per la sportività che sa mettere in campo, ma soprattutto per le sue doti tecniche. E Concordo. col Fiazza in pista questo Seregno sarebbe una bruttissima gatta da pelare, di più di quello che già è. Fallo di squadra intanto, tornando in cronaca. E assolutamente auguri a Fiazza, mi associo. Situazione falli, 2 li ha commessi Pumas, 3 Giovinazzo. 3 Giovinazzo. 1,38 al termine della prima frazione di gioco. Sì, qui il match ha un padrone ed è il Pumas di Reggio. In questo momento sembra proprio in gestione la formazione Sì, di ha iniziato Mirko con questo Bertolucci. ritmo e sta continuando. Attenzione però, che è un cliente assolutamente da non sottovalutare. Paolo Collamaria va a subire fallo ai limiti dell'area, chiede un intervento disciplinare e tecnico al direttore di gara più rilevante del semplice fallo di squadra, ma tant'è, signor Chiminazzo assegna fallo di squadra. Qui rivediamo la regia di Filippo Zattera che ci dà il dettaglio del fallo subito da Paolo Collamaria, la punizione ribattuta dalla barriera viareggina. Pesamento, attenzione, qui c'è un blu in arrivo e lo prende Paolo Collamaria, si era innervosito il 66 pugliese, va a commettere fallo nei confronti di Francesco Carrieri. Cartellino blu per Paolino Collamaria. E allora Pumas ha un'opportunità, Andiamo a rivedere. ci va Bigatti, eccolo qui il dettaglio del fallo subito dal numero 87. Grazie alle regie di Filippo Zattera, la sapiente regia di Filippo Zattera. Le riprese poi sono di Roberto Bauce e di Flavio Zattera. La voce di Fausto Pozzan assieme a Domenico Tomba. Domani avremo rinforzi, Domenico, almeno. Parde sì, adesso speriamo bene. Sì, ne avremo bisogno, anche perché io tra l'altro avevo anche un altro impegno, come noto. Vabbè, ma in panchina c'è già Tiella, dai. Assolutamente. Sì. No, mi ha chiesto di proseguire un'avventura assieme che alla fine è stimolante. Io ho già fatto la mia bella esperienza. Tu sei già campione queste d'Italia Under 11, questo non sì. l'abbiamo ancora detto e sottolineato in cronaca diretta. Mi sembra che tu l'abbia detto al di là di questo. Vabbè, comunque lo ribadisco. Sì, 2 settimane fa sono state 2 settimane di festa. Intanto andiamo a leggere. Andiamo a vedere il tentativo di trasformazione di Bigatti invece. Bigatti contro D'Angelico. Pumas per allungare. Non dovesse realizzare avrebbe comunque 2 minuti di power play. D'Angelico pronto. Fischia Chiminazzo.
parte Bigatti, gol 3-0, freddo, glaciale, preciso. Trovo un altro aggettivo perché li ho finiti. Bel gancio e controgancio di Bigatti. Andiamo a rivedere il replay. Un tocco, un gancio, un altro ritardato, ancora lì. È un'esecuzione da manuale. Angolo in alto a destra, anche Angelico va un po' giù, in questo eccolo lì va un po' giù. Lo ha guardato fino in fondo, le ha colpito implaccabilmente. Beh, parlando delle formazioni che stanno dando vita a questo campionato, ci sono comunque 2 vittorie di Breganze che forse non è riuscita a capitalizzare la mole di occasioni che si è costruita in entrambe le partite, ma si sa. Breganze oggi 6 punti, ma gestione estremamente intelligente. Questo non attenzione, palla vagante, ci va Maria. Turturro, alla fine trova i gambali di Mechini a negargli la gioia del gol. 3-0, quindi Pumas a 50 secondi dal termine della prima frazione di gioco riprende a tessere la sua trama la formazione viareggina, 2 fissi a metà pista ad assicurare, a proteggere la propria porta dal rischio magari di contropiedi. Gestione oculata del possesso palla, qualità tecniche quando c'è da farle vedere al momento della finalizzazione. Questo spiega il 3-0. Giovinazzo sin qui non è ancora riuscita ad esprimere le proprie qualità, che ci sono peraltro, quindi il match non è chiuso assolutamente. Nell'hockey pista 3 gol si recuperano. Attenzione qui, la deviazione di Monticelli sul filtrante di Mezzina. Il signor Chiminazzo assegna il possesso a Viareggio. Mi pare di condividere la sua decisione perché non mi sembra ci siano state deviazioni. Si riparte. Pesavento per Carrieri che va a subire fallo. Il quarto, autore del fallo Turturro mi sembra. 4 secondi ormai. Questo primo tempo è ai titoli di coda. Eccolo qua, terminerà qui primo tempo. E così è. A risentirci tra 8 minuti circa. Vediamo il risultato. Pumas 3, Giovinazzo 0, fra una decina di minuti ancora qui in diretta con noi dal Paladino di Valdagno. A più tardi.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Palalido di Valdagno. Tra qualche istante il secondo tempo della partita valida per il girone B di qualificazione, questi campionati nazionali under 23 di hockey pista. Pumas Viareggio che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-0 in virtù delle reti messe a segno da Mora, Carrieri e Bigatti. È stata padrona del match la formazione viareggina, che ha il debutto in questa edizione dei campionati nazionali under 23. È la settima partita. Arbitrata dal signor Damiano Chiminazzo. Vedremo quello che accadrà in questa ripresa. Sarà possesso per Pumas Viareggio, con Giovinazzo che ha inserito il numero 3 Ferrara. Pumas Viareggio con Mora, Bigatti, Marchetti e Carrieri. Mecchini in porta. Per quanto riguarda Giovinazzo, D'Angelico, Mezzina, Ferrara, Monticelli e Cannato. Queste le scelte degli allenatori. Camporeale per Giovinazzo, Mirko Bertolucci per Pumas Viareggio. A seguire l'incontro tra Correggio e Hockey Sarzana, sempre per questo girone, cioè il girone B. Poi la cerimonia di inaugurazione di questi campionati. E poi alle ore 10 e ai 22 a chiudere il programma Monza Castiglione per il girone A. Seconda fatica per entrambe per quanto riguarda Monza e Castiglione, mentre per quel che riguarda questa partita è la prima partita che gioca Pumas Viareggio in queste finali di Valdagno, la seconda invece per Giovinazzo, che ha battuto al debutto il Correggio, che giocherà dopo questa gara contro l'Hockey Sarzana. La conclusione da lontano, fa buona guardia Mecchini. Riparte Pumas Viareggio, il lancio lungo sponda per Mora. Cerca il contrasto, il fallo tecnico. Si è fermato nell'angolo basso alla sinistra del fronte d'attacco della formazione viareggina. E allora possesso per Giovinazzo, che ha bisogno di un'invenzione, di un guizzo per riaprire questa partita, che sin qui è stato un monologo viareggino. Ferrari invita Cannato, poi si mette in proprio la conclusione Mezzina sulla palla vagante. Il più destro di tutti è Carrieri. Sembrano più in palla i giocatori di Mirko Bertolucci, vincono tutti i contrasti, i duelli, e questo legittima il loro triplo vantaggio sin qui. Marchetti in possesso, fallo di squadra, fischiato contro Giovinazzo, è il quinto. – 17:54 al termine della partita, e cioè della seconda frazione. Due tempi da 20 minuti, lo ricordiamo. Carrieri, Marchetti, Bigatti, autore del terzo gol viareggino, un'esecuzione magistrale in un tiro libero diretto concesso per il blu, sventolato addosso a Paolo Colamaria dal signor Chiminazzo, che adesso assegna possesso alla formazione viareggina, che è in vantaggio. Carrieri sul punto di battuta, vicino a lui Bigatti, e questo è il quintetto che ha iniziato la partita e che viene ripetuto dal tecnico Mirko Bertolucci. E allora dietro la porta, difesa da D'Angelico, c'è Marchetti, Capitan Marchetti. Riceve Mora.
il bastone di D'Angelico a impedire il servizio per Marchetti. Ancora Mora e Marchetti a scambiare dietro porta, con Pumas Viareggio che congela il possesso palla, è avanti 3-0 nel punteggio, vuole risparmiare energie. È evidente l'intento della formazione allenata da Mirko Bertolucci: tenere il risultato, risparmiare le energie di un campionato che prevede almeno 6 partite in 4 giorni o 7. Questa è la formula che già da un paio d'anni quella scelta dalla federazione per tutte le categorie giovanili, dall'Under 11 all'Under 23. In contemporanea si svolgono le finali Under 15, mentre per quanto riguarda le altre categorie Under 11, Under 17, Under 19 e Under 13 gli scudetti sono già stati assegnati nei precedenti 2 weekend. È la festa dell'hockey giovanile ogni anno, a cavallo tra la fine di maggio e le prime 2 settimane di giugno. Mora, la conclusione da lontano, va e si impegna, nonostante il tiro da oltre metà campo era un tiro insidioso per D'Angelico, che risponde presente e sventa la minaccia. Riparte Giovinazzo con Cannato, è quasi arrivato in area ma il suo salto è stato respinto, e allora riparte Mezzina per Giovinazzo. Cannato vicino a lui magari per provare a dettargli uno spunto oppure fargli un blocco per favorirne la manovra offensiva, ma siamo poi all'indietro. Giovinazzo non trova facili giocate, c'è una difesa sicuramente accorta, quella di Pumas Viareggio, che tende a spegnere le fonti di gioco pugliesi. Qui un tentativo di trovare Mezzina al centro dell'area. Ci sembra avere qualche problema anche a livello fisico Giovinazzo, non riesce a spingere come vorrebbe. La formazione è nata da Dino Camporeale, qui c'è un filtrante velleitaria questa azione, e allora ancora Pumas Viareggio a tessere la sua trama, con Mora che si mette in proprio 1 contro 1, batte Cannato nel dribbling, entra Elia Cardella, intanto è uscito Bigatti. Mora a trovare Francesco Carrieri dietro la porta, all'indietro giocano a memoria i giocatori di Mirko Bertolucci. Marchetti si gira, introttola, il tiro deviato, ma sarà ancora possesso per la formazione viareggina. Qualche metro fuori dall'area di rigore, pronta a ripartire. Il Giovinazzo con Monticelli per Cannato, non è più entrato Paolo Colla Maria. La conclusione, la parata di Mechini, molto attento il portiere viareggino. Sin qui imbattuto, l'unico portiere che non ha subito reti sin qui per quanto riguarda questi campionati. Ora Mezzina fuori dallo specchio della porta, il suo tiro aveva sufficiente potenza e non altrettanta precisione. Qui il tentativo di trovare al centro dell'area Cannato da parte di Monticelli. Ferrara vince il contrasto, il tiro, ancora Mecchini a controllarlo, prova una reazione Giovinazzo, se non altro dal punto di vista dell'impegno. Attenzione, qui un tentativo di trovare sul secondo palo Ferrara che non riesce a controllare, un passaggio leggermente alto, quindi era difficile da controllare lo spunto ancora di Ferrara, e ci sembra il giocatore più volitivo di fila pugliesi. All'indietro per Monticelli, stop il tiro, la deviazione tentata da Mezzina, la palla dietro la porta, e il signor Chiminazzo, come da regolamento, decreta la ripresa con ingaggio a 2. Mecchini chiede di pulire la visiera. Lo aiuta Gabriel dal Torrione, che è il secondo portiere della formazione viareggina. Le raccomandazioni di Mirko Bertolucci.
qualche secondo di attesa. 12:53 al termine. Il match è saldamente nelle mani del Pumas Viareggio. Mora contro Ferrara, ingaggia 2. Recupera palla per i propri colori il numero 3 Pugliese. Monticelli 1 contro 1 con Mora, che gli chiude lo spazio. La conclusione di Ferrara interessante ma imprecisa, e allora riparte Capitan Marchetti a servire Mora. Il numero 99 Olivieri. Cardella, Olivieri, Cardella, il tentativo di servire Mora, si era liberato molto bene al centro, il tiro di prima intenzione controllato da D'Angelico, ma apprezzabile la trama orchestrata dai giocatori viareggini nella circostanza. Monticelli, ora siamo dall'altra parte con Ferrara all'indietro per Mezzina. Controllo impreciso di Monticelli, all'indietro per Cannato. È aumentata la percentuale di possesso palla di Giovinazzi in questo secondo tempo. Qui c'è un fallo con Cannato che era transitato nell'area riservata al portiere. C'è il time out chiamato da Dino Camporeale. 11:36 al termine di questo incontro. Nessuna rete nella ripresa. Conduce Pumas Viareggio grazie alle reti messe a segno da Mora, Carrieri e Bigatti nel primo tempo. Rientra Paolo Colamaria nelle file del Giovinazzo, dell'FP Giovinazzo. Per quanto riguarda invece Pumas Viareggio, è in pista con Cardella, Mora, Marchetti e Olivieri tra i pali Mechini. Giovinazzi inserito Walter D'Avanzo, nipote d'arte, è nipote di Giambattista Massari, che salutiamo qualora fosse all'ascolto. Quindi D'Avanzo, Colamaria, Cannato e Amatulli per quanto riguarda i giocatori di movimento della FP Giovinazzo. Si riparte. Elia Cardella. Il gol, ottima l'intesa da dietro porta. Pesavento Olivieri che di prima intenzione, ricevendo palla da dietro porta, batte sul suo palo D'Angelico. 4-0 Pumas. Una giocata particolarmente apprezzata dalla panchina viareggina, perché è una manovra probabilmente costruita con tante ripetizioni in allenamento. Possesso per Pumas Viareggio, perché Giovinazzo ha toccato per 2 volte la palla con un proprio giocatore alla ripresa. Il match in questo momento è assolutamente in ghiaccio per quanto riguarda Pumas Viareggio, avanti 4-0. La rete di Olivieri, che è la prima rete della ripresa, un assist da dietro porta di Giovanni Pesavento. Il scintille tra Colamaria e Olivieri. Non si è capito la prima parola. Pronti a ripartire.
Olivieri ha ricevuto da Pesavento, all'indietro per Marchetti, lo spunto di Marchetti di fronte a lui Davanzo. Se ne va Elia Cardella, la palla al centro, intendeva servire Olivieri, ma recupera per i propri colori Cannato. Siamo a metà del secondo tempo, 4-0 Pumas. La conclusione da lontano di Paolo Colamaria, non trova la porta. Amatulli con i 36 per Giovinazzo va a fronteggiare il possessore di palla in questo istante, che è Marchetti, ha ricevuto poi da Olivieri, autore della quarta rete per i Pumas. La finta di tiro di Marchetti, all'indietro per Cardella. Con questa palla per i propri colori Cannato, un accenno di pressing per Giovinazzo, che però perde palle, vediamo, un cartellino blu fischiato contro Cannato, sì. Espulso Cannato e vediamo. Probabilmente per protesta. Con Mirko Bertolucci che chiede spiegazioni al direttore di gara, probabilmente su una situazione precedente. Comunque tant'è. Piove sul bagnato in casa pugliese, perché sotto 4-0 e adesso Bigatti, che ha dimostrato tutta la sua capacità tecnica nel trasformare un tiro libero diretto nel primo tempo, ha la possibilità di arrotondare ulteriormente il punteggio. Bigatti contro D'Angelico. La parata questa volta di D'Angelico, che sventa la minaccia, ma Pumas avrà 2 minuti di power play che dovrebbe verosimilmente terminare dopo 7 minuti e 44 secondi. Possesso intanto per Giovinazzo. Time out chiamato da Mirko Bertolucci. Un cambio nelle fila di Regine. Entra Olivieri, autore del quarto gol. Quindi quando si riprenderà escono Amatulli e Davanzo, rientrano Monticelli e Mezzina, Giovinazzo in 3, giocatori di movimento, espulso Cannato, presumo per proteste. Abbiamo superato metà del secondo tempo di questa settima partita del programma della prima giornata dei campionati nazionali hockey pista Under 23. Ha aperto il programma Breganze contro Viareggio. Lo chiuderà per questa sera, dopo la cerimonia di apertura, il confronto tra Monza e Castiglione. Ma dopo questa partita si affronteranno due squadre a quota zero dopo il loro primo incontro, vale a dire Correggio e Sarzana. Commenterò io questa partita, poi sarà Domenico Tomba a chiudere il programma. Si riparte con la Maria in possesso, tenta di mettersi in proprio, è stato affrontato da Marchetti e Cardella, lottano con la Maria e Cardella alla meglio il Viareggino, e allora Giovanni Pesavento all'indietro per Capitan Marchetti. Il power play di Pumas Viareggio, vediamo come verrà orchestrato. Per il momento 2 avanti 2 dietro, classico trapezio. Il blocco ora di Marchetti, lo scarico di Cardella davanti alla porta di Olivieri, ma c'è il bastone di D'Angelico. Si mette in proprio dall'altra parte Paolo Colamaria, va ad avanzare dietro la porta, difesa da Mecchini, ancora in possesso, perde palla, alla fine Olivieri, opportunità per Viareggio, palla all'indietro per Cardella, 3 contro 2, Olivieri, Marchetti, scambiano velocemente tra i due, gli loro due, Cardella, Marchetti, Olivieri,
Marchetti ha girata la difesa pugliese, la conclusione di Marchetti, la parata di D'Angelico. Giovinazzo dovrà resistere verosimilmente per un altro minuto, se ne va Olivieri, poi si ferma, preferisce costruire il power play con tutti i propri effettivi. La formazione viareggina d'altra parte è in avanti per 4-0, non ha assolutamente bisogno di forzare, vuole provare probabilmente a costruire a colpo sicuro il tiro. Marchetti, la conclusione, D'Angelico pronto, attento sul suo palo, ha ancora un'opportunità per Giovinazzo, ristabilita la parità numerica, non ha sfruttato il power play la formazione allenata da Mirko Bertolucci, e allora si riparte in parità numerica 4 contro 4 per questi ultimi 7 minuti e 30 che mancano alla fine della partita. L'aggancio di Colamaria è il signor Chiminazzo, fa cenno e spiega la sua decisione. Cartellino blu per Paolo Colamaria, altri 2 minuti qualora il Pumas non dovesse trasformare il suo tiro libero diretto. Ci ha riproposto la regia di Filippo Zattera in particolare il fallo commesso da Paolo Colamaria, il suo secondo. Si incarica del tentativo di trasformazione Elia Cardella. Vedremo se riuscirà a realizzare la quinta rete per i propri colori. Non dovesse riuscirci, altri 2 minuti di power play, che è tutto a vantaggio di Giovinazzo, che si troverebbe a svantaggio di Giovinazzo, scusate, che si troverebbe a giocare altri 2 minuti in inferiorità numerica. Effettivamente assolutamente difficile pensare di rientrare in partita, almeno per quanto mostrato sin qui. Cardella ha il tentativo di alza e schiaccia, non trova la porta, e allora assisteremo verosimilmente a un tentativo di sfruttare il power play da parte del Pumas Viareggio, ma intanto mezzina per Giovinazzo a tenere palla, è raddoppiato, triplicato, ora conquistano palla allora i giocatori di Mirko Bertolucci, con Elia Cardella che rallenta, vuole ragionarci su, costruire questo power play in Pumas. Pesamento, Marchetti, Cardella non circola palla velocemente, un problema tecnico all'attrezzatura di D'Angelico, il portiere di Giovinazzo. Ci vorrà qualche secondo, forse i lacci dei pattini. 6:47 intanto, al termine di questa settima partita del programma della prima giornata dei campionati italiani di hockey pista riservati alla categoria Under 23. Si riparte, Cardella a scambiare con Olivieri, ancora Cardella, passaggi precisi, non particolarmente rapida la circolazione di palla del Pumas, che verosimilmente cerca un blocco al centro della difesa pugliese. Doppio scambio, Cardella qui ben congegnata la manovra offensiva, ma è molto attento D'Angelico sul suo palo a sventare le minacce. Allora si riparte, Amatulli viene superato da Mechini, che però riconsegna palla al Giovinazzo con Monticelli. Mezzina non riceve il passaggio del compagno, e allora un'altra opportunità per la formazione di Pumas Viareggio, con Marchetti, Cardella, Olivieri, Cardella tesse la sua trama, la conclusione di Marchetti, la parata di D'Angelico, il fallo di squadra commesso ai danni di Mezzina, che chiede di asciugare la pista. Effettivamente, essendo caduto e con il sudore ha bagnato il parquet del Palalino di Valdagno,
teatro di questi campionati Under 23 organizzati dalla locale formazione dell'Hockey Valdagno. Pronti a ripartire con Giovinazzo che deve resistere ancora in inferiorità numerica. Perde palla Matulli, va ad infastidire Cardella che si libera della sfera, va a servire Marchetti. Il tiro, la parata di D'Angelico entra d'avanzo, quindi per la seconda volta Pumas Viareggio non ha sfruttato il power play dopo aver fallito il tentativo di trasformazione del tiro libero diretto concesso per l'espulsione temporanea di un giocatore pugliese, decretata dall'arbitro il signor Damiano Chiminazzo. Recupera ottima la tenuta difensiva di Viareggio, una nuova opportunità adesso per comunque la formazione della FP Giovinazzo con il suo numero 70 Mezzina. Monticelli e il gol di Mezzina, ottima la trama orchestrata sull'asse Monticelli-Mezzina, lo stop e il tiro a incrociare sul secondo palo e Giovinazzo se non altro accorcia le distanze a 4,48 e potrebbe anche tentare di riaprire il match se arrivasse rapidamente alla segnatura. Intanto Mirko Bertolucci opera un cambio, è entrato Walter D'Avanzo ancora una volta, entra Francesco Carrieri, esce Olivieri nelle fila a segno sin qui per Pumas Viareggio Mora, Carrieri, Bigatti e Olivieri. A segno per Giovinazzo Mezzina. Questi gli autori delle reti che sin qui stanno orientando il match in favore di Pumas Viareggio. Ancora possesso per Giovinazzo, la parata di Mechini, un'altra parata di Mechini, fasi un po' confuse del match, alla fine mette tutti d'accordo Francesco Carrieri. Possesso prolungato per Giovinazzo, per Pumas Viareggio con Francesco Carrieri, famiglia originaria di Giovinazzo tra l'altro. Ancora dietro la porta Carrieri, lo scarico per Marchetti, 3 minuti e 20 e qui c'è un altro, qui c'è un fallo di squadra. Chiedeva forse qualcosa di più la panchina viareggina, ma il signor Chiminazzo ha segnato fallo di squadra, il settimo commesso da Giovinazzo che è sotto 4-1, ha realizzato se non altro il gol della bandiera, ma magari le aspirazioni della panchina pugliese sono di provare a riaprire il match per questi 3 minuti, se ci fosse una rete rapida nei prossimi secondi l'evento si potrebbe anche verificare. Quello che non si augurano ovviamente i supporters viareggini che abbiamo sentito incitare giustamente la loro squadra. È caduto Mezzina, l'autore del gol pugliese, mentre è pronto Mora a fare il suo ingresso in pista. Gli dà il cambio Marchetti. 2 minuti e 57, siamo a meno di 3 minuti dal termine allora di questo secondo tempo, con il signor Chiminazzo che invita ad asciugare la pista. Non è particolarmente caldo, ma c'è umidità e quindi aumenta la sudorazione dei protagonisti di queste partite. E quando scivolano o cadono a terra è necessario assolutamente asciugare il parquet del Paralido. Pronti a ripartire, via Cardella,
L'anticipo di Mezzina, si mette in proprio, entra in aria, poi cade ancora. Riconquista palla per i propri colori Amatulli. L'avanzo, il tentativo di assist per Amatulli. Vediamo la decisione del tirone di gara. Fa pulire. Era scivolato Mezzina. L'addetto alla pista era appena uscito, deve riprendere il suo servizio, che è indispensabile per l'incolumità degli atleti in pista. Lo ricordiamo. Approfittano della circostanza entrambi i tecnici delle formazioni, Dino Camporeale per AFP Giovinazzo, Mirko Bertolucci, coadiuvato da Cristiano Bottarelli per Pumas Viareggio. Sarà possesso per Pumas Viareggio, che a 2 minuti e 39 ha la prospettiva di far trascorrere il tempo, di provare ad allungare il possesso palla per portare a casa questi primi 3 punti del suo campionato, la formazione viareggina. Ma c'è un ingaggio a 2 intanto comandato dal direttore di gara, si ponteggiano D'Avanzo e Mora, alla meglio D'Avanzo, che conquista palla, va all'indietro da Amatulli. Monticelli entra in area, Monticelli, e la conclusione, attento Mecchini sul suo palo. Cardella all'indietro per Mora, evidente l'intento della formazione viareggina. La sponda di Carrieri per Giovanni Pesavento, dietro la porta ora Cardella, vedremo se giocheranno a cercherà il passaggio all'indietro. Sì, così è, in favore di Mora, l'autore della prima rete che ha indirizzato l'incontro in favore del Pumas Viareggio, che a meno di 2 minuti dal termine è vicino a tagliare il traguardo con i suoi primi 3 punti di questo campionato. Carrieri, la conclusione, trova attento sul suo palo D'Angelico. Mezzina, D'Avanzo, il dribbling di D'Avanzo e Mancino. Un assist al bacio per Monticelli sul secondo palo, che avrebbe forse fatto meglio a tentare il tiro di prima intenzione. Comunque buona l'iniziativa del numero 8 pugliese. Mora per Pumas Viareggio, il tentativo di anticipo di Amatulli non riesce, e allora ancora Carrieri, numero 87. Siamo all'ultimo giro di lancette. Pesavento, Carrieri dietro la porta di D'Angelico, autore di un'ottima rete Carrieri, un tiro al volo, e c'è il gol di Giovanni Pesavento. La deviazione, no, il gol viene assegnato a Cardella. Ci sembrava ci fosse stata la deviazione forse di Giovanni Pesavento, vediamo, il replay non lo chiarisce in verità, vediamo adesso l'inquadratura ravvicinata. Probabilmente c'è stato il tocco di Giovanni Pesavento. Comunque il gol è stato assegnato a Cardella, ma quello che è più importante è che Pumas Viareggio a 30 secondi dal termine sta conducendo 5-1, conquista quindi i suoi primi 3 punti del suo campionato nazionale Under 23, edizione di Valdagno, qui al Palalido, campionato 2024-2025. Va a raggiungere a quota 3, ma con una partita in meno, gli avversari di giornata, e si prepara ad attendere l'esito dell'incontro tra Correggio e Sarzana, che affronterà nelle prossime partite. Si fermano i contendenti in pista, il signor Chiminazzo emette il triplice fischio e quindi archiviamo questa 7ª partita con la vittoria di Pumas Viareggio in virtù degli arresti messi a segno da Mora, Carrieri e Bigatti nel primo tempo. Nel secondo tempo Olivieri ed Elia Cardella. Per Giovinazzo, rete della bandiera messo a segno da Mezzina. Fausto Pozzan vi ringrazia
per l'ascolto e vi dà appuntamento tra una decina di minuti circa per l'8º incontro del programma di giornata, che vedrà il confronto tra Correggio e Sarzana. A più tardi qui dal Palalido di Valdagno.